Adesso sta andando scemando. Allora ci siamo, direi, perché sono tutti praticamente pronti. Allora, signori e signori, io vi chiederei un applauso perché abbiamo finalmente il piacere di avere qui i Post. Oh, Joe, benvenuti, benvenuti, anche perché questa è stata un'esibizione sofferta. In molti ci hanno scritto e detto no, non verranno più perché li hanno, invece abbiamo detto no, ma guarda che c'è stato un problema, hanno avuto dei problemi con i jet lag, delle cose di Sì, sì, aerei, sì, adesso sì. non so bene, non voglio indagare, ma stasera ci siete e voglio dire di più. Non tutto il male viene per nuocere No, perché avete poi preparato qualcosa di speciale per questa sera al salotto perché diciamoci la verità, non è che come gruppo i posti sono nati l'altro ieri, c'è una lunga storia come certi fiumi carsici che ogni tanto spariscono sottoterra per poi riemergere. Ecco che noi stasera abbiamo il piacere di riavervi qui con una situazione anche musicale completamente nuova, un set acustico, signori, che hanno fatto soltanto per noi qui al salotto, che noi quindi registriamo in maniera completa e mandiamo in streaming. Oh, tra l'altro bene. so che io ho sbirciato nella scaletta, so che partite con uno dei miei pezzi preferiti che è Summer, confermi? Confermo, c'è anche Oh, scritto qua. cioè Non posso dirti di no, l'ho no. letto lì, l'ho Anch'io. letto, finalmente un gruppo che fa le scalette, questo ve lo devo dire, veramente già vi siete guadagnati un bel punto, ma adesso arriviamo invece al dunque, veramente siamo, cioè, avete rimesso su tutto quanto un repertorio, se posso dire, Sì, ritoccato, sì, rivisto, sì, rivisitato. assolutamente. E- Rivisitato totalmente, nel senso che i pezzi hanno proprio cambiato faccia, sono totalmente differenti. noi adesso stasera li sentiremo e tra l'altro questo potrebbe anche essere, come dire, adesso lasciami usare una parola quasi franca, il prodromo del fatto che voi tra poco che io sa che quest'estate non registriate E chi lo qualcosa, vediamo, sa? vediamo. Oh, adesso non mettiamo troppe cose, non No, no. diciamo troppo, ma entriamo subito nella vostra musica, con che abbiamo già detto che partiamo con una situazione un po' estiva perché siamo ottimisti, Some diciamo. Summer. Allora siamo ottimisti, signori e signori, qui ci abbiamo i post e questa è Some Summer. Come wicked wind, don't hide away. Come refresh us from the heat. So come wicked wind, don't hide away. Come refresh us from the heat. People are dying, babies crying. It's even too hot to eat. Come wicked wind, don't hide away. Come refresh us from the heat. So come wicked wind, don't hide away. Come refresh us from the heat. People are dying, babies crying, and it's even too hot to eat. Suck on wicked wind, don't hide away. Come refresh us from the waves.
resti come un'ombra fa, non diresti niente, quasi tu possa passare inosservata. Semplice chi mente se non vedo un segno ignobile, non odia un gesto volubile. A sentirmi inquadrato con occhi ostili, poveretta, e tormentarti, domandarti se nessuna gioia valga questo amaro, nessuna gioia vale questo amaro. Nessuna gioia vale questo amaro. Sentirmi inquadrato con occhi ostili, poveretta, e tormentarti, domandarti se nessuna gioia valga questo amaro, nessuna gioia vale questo amaro. Nessuna gioia vale questo amaro. Allora avete fatto questa cosa qua, continuate con questo effetto Pink Floyd degli elicotteri, adesso non so se perché dovete suonare questa sera un effetto speciale voluto. Ma sei nato per una questione anagrafica, direi. Tu dici per la questione dei Pink Floyd, no, ma vai. io volevo farmene un vanto perché era un po' una maniera di sottolineare, come dire, che Joe è qui di casa perché tu hai collaborato qui al Salotto con noi, diciamo già qui al Lab quando eravamo ancora sotto qualche stagione fa, adesso non andiamo a cercare il problema dell'uovo, No, qualche stagione fa. però ce la ricordiamo ancora. Ce la ricordiamo Io me la ancora, ricordo anzi molto io così volentieri. colgo l'occasione pubblicamente per ringraziarti a nome mio, a nome di tutti quelli di Corto Corto, Sergione, Danilo, thank you, anzi se mi fate un applauso mi fate una cortesia perché io così faccio una bella figura, in fondo ci ha aiutato a sviluppare questa cosa qui che è il salotto. Quindi, È stato insomma, fantastico per me, è stato divertentissimo, un onore. Ecco. qui sei sempre di casa, vedi? Adesso io non ti volevo portare fuori dal seminato perché chiaramente lì state concentrati, avete fatto un pezzo dopo l'altro, vi siete provati la scaletta, io sparo le mie diciamo castronerie tra una cosa e l'altra, però vabbè. Adesso torniamo invece su quella che è la vostra produzione, io direi quasi qua più anglofila, insomma, in inglese, come intendo. Sì. O sbaglio? Sì, non sbagli. Il prossimo brano ha un titolo che io non saprei neanche come si può tradurre. Unheard, inascoltato. Inascoltato, signore e signori, questo è il prossimo brano che stiamo invece per ascoltare. Unheard, che però in questo caso speriamo di sentirlo. Signore e signori, i Post. Feel alright.
on my side. There's no way on what remains, like it hardly ever, hardly happened. But you'll be there, you're still there, just to remind me. You were right. You were right. Every word I will wait. Oh, every single word I'll wait. I'll wait at the cream. I'll wait at the cream. I will wait at the cream till that world finally becomes. I'm hurt, shout it out. I'm hurt, shout it out. I'm hurt, shout it out. Post, questa era Unheard, un brano inesorabile dove tu non hai voluto suonare neanche una nota di basso. Io aspettavo che Ma magari meno male, no, ma che meno male, figurati, per carità, eri concentratissimo nel cantato, che era un brano veramente, diciamo, particolare Sentito. e delicato. E volato via il tempo, diciamo, di questa vostra performance. Io veramente mi auguro che, se non sono io che sfisco, forse questo qua è un qualche fisco fa più live, perché poi dietro c'è il vetro, hai capito? Lì si crea una psicofisica. E dicevo, quindi adesso forse è quello che quello lì. Vabbè, allora è un fischio, ogni tanto ci sta. Volevo sapere cosa avete in programma, perché io ho accennato Questo queste te lo cose. dice lui che io non ricordo. A questo modo dice lui che Sì, c'è il questo microfono lo che dice lui. fischia, va bene, dai, è giusto, dai, dimmelo tu, dimmelo tu. Era quello, lo metti tanto vicino alla cassa, quello, bravo Gio, bravo, mi hai salvato, mi hai salvato. Adesso me lo puoi dire, Anni prima di no. palco. Stiamo lavorando a pezzi nuovi. Oh, ai Quindi pezzi nuovi proprio. Alcuni sono questi qua che hai sentito stasera, alcuni di questi. Sì. Però, come diceva Gio prima, sono tutti frutto di un ribaltamento di quello che avevamo già scritto anni fa, E quindi che adesso alla luce di un'acquisizione nuova che è Daniele, al quale farei un applauso perché è l'elemento nuovo dei post, bravo, al bravo. piano e cori. Piano e cori. Alla luce di questa acquisizione abbiamo rivisto un po' tutto il nostro stile, il nostro approccio e stiamo scrivendo queste cose di cui ti diamo un assaggio Un assaggio stasera. stasera, un assaggio stasera. Allora, quindi per seguirvi la cosa più facile qual è? Cos'è? Facebook, come bisogna fare, no? Facebook, ci trovate dappertutto, Spotify, portali vari. Cercate post oppure cercate anche il misterioso sviluppo dell'acronimo POST che è Proud of Serving Tuna. Io non ce la faccio. Un nonsense che ci è venuto in mente a un Poi certo ce lo punto. scrivete perché Ve lo scriviamo, scrivetecelo, magari mettetelo sotto un post, diciamo, che se almeno ce l'abbiamo pronto. Se no possiamo inviare i link a ognuno in email. Vabbè, tanto diciamo è una cosa che qua al momento possiamo ancora tentare di fare, almeno con quelli che ci seguono in diretta, che saranno magari una decina, e gliela possiamo fare. Poi da lì in poi si vede che, insomma, vedremo che succederà. Ci faremo il segno della croce.
Ci faremo il segno della croce. Allora scusate se io combatto contro i fischi, ma qua siamo diciamo in versione rigorosamente acustica, stanno suonando tutti quanti, è una sorta diciamo adesso di, non la chiamerei neanche reunion, ma nuova fase dei post, la chiudiamo ma in realtà la apriamo con quale brano che utilizziamo per salutare questo salotto e darci da rivederci, spero prestissimo Questo qui. è proprio uno dei brani del nuovo corso che si intitola My City. Che sarebbe proprio questa quindi, Torino, la vostra città. Mio Dio. My City. Direi sì. Oltretutto devo dire che il testo è stato scritto da una persona che poi è mia cugina, senza tanti giri di parole, che è australiana, è venuta qua quando aveva 16 anni e è rimasta stregata da Piazza Vittorio, da Piazza Castello mi pare, poi a Piazza Vittorio ha detto I love this city, ha detto proprio così. Ha detto così, le è piaciuto E tanto. da lì in avanti, adesso c'ha quasi 50 anni, è venuta praticamente questa è la terza volta che viene a provare a vivere qua. E lei ha scritto questo testo, il testo è suo. È suo, chi lo sa a quale città sta pensando, però Ovviamente no, sicuramente Torino, perché me la sono andato a prenderla all'aeroporto 2 giorni fa. Te l'ha confessato. Era felicissima. Vabbè, è sua cugina, del resto non lo sa lui, chi lo deve sapere. Vabbè, allora, My City, signore e signori, loro sono i Post. I live on a hill overlooking my city, and even without your hair, the city looks so pretty, sitting just close enough to remind me he's there, still far enough to forget, far enough to forget. I swear the same blackbird. And imagine you having me clustered, Freddy, just in our solitary moment. And I can other way right beside me. I don't need to tell you what I was and what you were to me. It's where the same blackbird. Post, grazie mille, Grazie a voi, grazie a Gio. voi tutti. Thank you very much. Straordinari. Mi verrebbe da dire. Noi adesso facciamo un brevissimo